Un cartello criminale per agevolare l''ndrangheta, coinvolti 11 funzionari pubblici, oltre 100 milioni il valore degli appalti. La cifra che mobiliterebbe in Calabria il bonus, la stima è dell'ANCE. Basta con la didattica a distanza, studenti in piazza a Cosenza. Presentato questa mattina alla cittadella regionale il piano antincendio boschivo. L'INPS ha ricevuto migliaia di domande per il reddito di emergenza. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura la cronaca con un cartello criminale composto da imprenditori e funzionari pubblici per pilotare gli appalti e agevolare le cosche dell''ndrangheta. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza, che ha eseguito decine di arresti in diverse regioni italiane. L'indagine è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e ha preso di mira i profili imprenditoriali dei Piromalli, la cosca che opera nella piana di Gioia Tauro, ma ci racconta tutto il nostro corrispondente. È un vero e proprio tsunami l'inchiesta della Guardia di Finanza denominata Waterfront, che ha portato a decine di misure cautelari e al monitoraggio di 22 grandi opere. L'indagine, coordinata dalla Procura di Reggio e che ha visto impegnati il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle e lo Scico, ha permesso di smembrare un'organizzazione che riusciva ad avere il controllo di appalti in diversi centri della provincia reggina. Imprenditori anche in odore di 'ndrangheta e pubblici funzionari avevano costituito un vero e proprio cartello fatto di tante cordate. C'era quella romana, toscana, siciliana e naturalmente calabrese, che si era aggiudicato la realizzazione di grandi opere e di importanti lavori pubblici nei comuni di Polistena, Rizziconi, Gioia Tauro, Santo Stefano d'Aspromonte, Maropati, Grotteria, Galatro, San Giorgio Morgeto, Siderno. Opere che complessivamente corrispondono ad una valanga di soldi, 58 milioni di euro. 43 le imprese coinvolte, 22 le gare pilotate complessivamente tra il 2007 e il 2016. Le contestazioni a vario titolo vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture, truffa aggravata, corruzione. C'è anche la contestazione di avere favorito le cosche di 'ndrangheta della piana di Gioia Tauro, il clan Piromalli e i gruppi alleati o satelliti in particolare. Ai vertici del grande affair gli imprenditori Francesco Bagalà e Giorgio Morabito. Bagalà e il suo gruppo godevano dell'appoggio di imprenditori collusi, come peraltro emerso nell'inchiesta denominata Cumbertazione del 2017, condotta sempre dalla Finanza. Giorgio Morabito invece aveva rapporti di vicinanza con le cosche della Marina di Gioia Tauro. Su richiesta dei PM reggini il gruppo ha disposto 14 detenzioni domiciliari, tra questi un provvedimento riguardo l'imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri, di cui si è parlato nella già citata operazione Cumbertazione e in quella denominata Lande Desolate. 20 obblighi di presentazione alla PG, 29 divieti temporanei di attività di impresa. Nell'inchiesta è finito il deputato della Lega Domenico Furgiuele. L'accusa è di turbativa d'asta, la contestazione è riferita al ruolo all'interno della Terina Costruzioni, azienda del gruppo di famiglia di cui il parlamentare è stato rappresentante legale. Il reato sarebbe stato commesso per le gare a Polistena e a San Giorgio Morgeto. Clamore anche per il coinvolgimento dell'imprenditore Domenico Gallo, che per ottenere importanti commesse nell'ambito di appalti ANAS avrebbe corrotto un alto funzionario della società attraverso donazioni e facendo ottenere alla moglie di quest'ultimo consulenze per oltre 90.000 euro. L'ANAS fa sapere che il dipendente risulta sospeso già dal 2017. Lasciamo solo per il momento la cronaca, parliamo del decreto rilancio che secondo il presidente di ANCE Calabria potrebbe mobilitare una cifra importante e soprattutto creare nuova occupazione. 10 miliardi per l'edilizia calabrese è quanto stimato dall'ANCE grazie alle misure previste dal cosiddetto decreto rilancio, sicurezza degli immobili ed efficientamento energetico, le parole chiave. Sisma bonus, eco bonus potrebbe effettivamente mettere in cantiere, mettere nel tessuto economico della nostra regione, immettere nel tessuto economico della nostra regione, potrebbe promuovere 10 miliardi, perché noi abbiamo un patrimonio di
abitativo su circa 610.000 edifici e il 75% di questi edifici, di queste costruzioni risalgono a prima degli anni 80. Poi c'è un 3% diciamo, che risale al 2001-2005 e il rimanente entro il 2005. Quindi lei pensi un poco, questi edifici sono diffusi su 404 comuni della regione Calabria che sono tutti quanti in zona sismica 1 e 2. Quindi, a parte l'ecobonus, che è un'ottima misura perché diciamo, va a rendere le case verdi sostenibili, ma la misura che è interessantissima è proprio quella del sisma bonus, perché possiamo intervenire col 110% di detrazioni su tutti quanti i fabbricati che in questi anni non sono stati mai tagliandati. Cioè noi quando acquistiamo una macchina facciamo un tagliando, io faccio sempre questo esempio, i fabbricati non sono stati mai tagliandati, sono stati realizzati e mai verificati. Ma per investire serve una maggiore semplificazione delle procedure autorizzative per avviare i lavori, lo chiede Perciaccante alla Presidente Santelli. Se un progettista fa la progettazione per il consolidamento statico del fabbricato e deve stare 8 mesi fermo lì al Genio Civile, vuol dire che questo sisma bonus l'abbiamo fatto solo sulla carta, perché la cosa più importante adesso è snellire le procedure. Cioè, una volta presentato un progetto al Genio Civile gli si deve dare risposta entro 8 mesi, perché entro il 31/12/2021 noi dobbiamo chiudere va finita l'opera, va rendicontata, va collaudata, mi sono spiegato. Quindi i tempi sono ristretti, quindi non vorrei che queste agevolazioni, che davvero possono dare uno scossone importante e fare davvero quelle nostre città, noi parliamo sempre di città sostenibile, ma ora abbiamo l'opportunità di avere davvero case verdi e sicure in una città sostenibile, ma lo possiamo fare solo se la burocrazia ce lo consente di farlo. Una cosa che avevo suggerito, ne ho parlato, anzi ANCE Nazionale sta sollecitando in commissione, di dare dei tempi certi, cioè una volta presentato il progetto Genio Civile, se entro 30 giorni, entro 45 giorni non abbiamo l'autorizzazione, c'è il silenzio assenso e si può partire. Parliamo invece adesso di scuola, perché uno studente su 2 non è riuscito a seguire le lezioni online, no alla didattica a distanza. Questa mattina un sit-in in piazza 11 settembre a Cosenza. Giovani alle prese con la maturità, universitari ma anche docenti, denunciano la cattiva gestione dell'emergenza e chiedono chiarezza sulla ripartenza. Questi 2 mesi siamo stati abbandonati a noi stessi. Noi non siamo stati mai, e dico mai, ripeto, mai ascoltati da nessuna istituzione, in quanto abbiamo mandato molte lettere al Ministero, i presidenti delle consulte. La condizione che siamo stati costretti a vivere per via del Covid ha portato il governo a sospendere tutti quanti i viaggi di istruzione per tutta la nazione. Però al contempo gli studenti che hanno versato la quota spesso non sono stati rimborsati. Studenti in piazza questa mattina a Cosenza alle conseguenze del Covid sul diritto allo studio, condizione drammatica è stato evidenziato soprattutto per quanto riguarda le video lezioni alle quali uno studente su 2 non ha potuto avere accesso. I giovani hanno chiesto un piano straordinario per la riapertura in sicurezza delle scuole. A dire no alla didattica a distanza anche i docenti che raccontano perché il computer non può sostituire la presenza. Una ragazza entra piangendo e dico vabbè, non c'è bisogno di fare così, figurati, ti interrogo domani, la prossima volta. E la sua amica, no professore, che non è questo il problema, professore è preoccupata. Dico vabbè, professore deve verificare una cosa, va bene, esca fuori, le faccio dare il permesso. Professore non hai soldi, apri il portafoglio, va in farmacia, compra quello che deve comprare, torna in classe, in aula un'ora dopo. Meno male professore, ridendo, baci sulla guancia. Temevo il peggio, il test ha detto che va tutto bene. Beh, questa è la didattica nelle
alle scuole italiane. Questo è quando si creano relazioni profonde fra i soggetti e non nella didattica a distanza, dove questo tipo di dialogo non sarebbe mai avvenuto, perché ci dobbiamo guardare da un computer che il più delle volte neanche funziona. Ministro Solino, l'attuale avanzamento, le video lezioni sono fallimento. E chiedono l'intervento, sempre parlando di scuola, della Regione e del Governo, gli ex lavoratori socialmente utili che sono impiegati nelle scuole stamattina hanno protestato, questa volta a Catanzaro. Le mascherine, la distanza di sicurezza e la protesta degli ex lavoratori socialmente utili impiegati nelle scuole nel piazzale della cittadella regionale, ridimensionati nell'orario e nelle mansioni 3 ore al giorno per 600 euro al mese. Si ritrovano a lottare per la sopravvivenza, sono esasperati. Abbiamo bisogno, non vogliamo niente, soldi, niente, vogliamo il lavoro, la nostra dignità. Brava. Per tanti anni abbiamo combattuto, tanti. 24 anni abbiamo combattuto con le ditte a destra e a sinistra, senza nessuna cosa, e adesso ci hanno messo nella spazzatura. Chiedono l'intervento delle istituzioni. Siamo stati internalizzati come collaboratori scolastici dal 1 marzo 2020, ma con contratto part-time del 50%. Siamo qui per chiedere aiuto alla Regione Calabria, abbiamo stilato un documento dove spieghiamo la nostra storia lavorativa di 25 anni, affinché questo documento venga approvato all'unanimità del Consiglio regionale e poi portato all'attenzione del Governo nazionale, poiché il Governo nazionale ci ha messo in queste condizioni di miseria. Parliamo adesso del bollettino che riguarda il coronavirus, perché oggi nessun caso in Calabria, i guariti sono 20, ma diminuiscono anche i ricoveri in reparto. Vediamo. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 64.697 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.158, 0 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 63.539. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 25 in reparto, 1 in rianimazione, 4 in isolamento domiciliare, 154 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 2 in reparto, 99 in isolamento domiciliare, 333 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 3 in reparto, 25 in isolamento domiciliare, 229 guariti e 18 deceduti; a Crotone 1 in reparto, 5 in isolamento domiciliare, 105 guariti e 6 deceduti; a Vibo 5 in isolamento domiciliare, 71 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quelle in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 9.469, così distribuiti: a Cosenza 1.544, a Crotone 2.913, a Catanzaro 2.847, a Vibo Valentia 281, a Reggio Calabria 1.884. Dall'ultima rilevazione, le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 129, quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 103, per un totale di 232. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Cambiamo ancora argomento, andiamo alla Regione Calabria, dove è stato presentato questa mattina, proprio nella cittadella regionale di Germaneto, il piano antincendio boschivo. Anche quest'anno la Regione Calabria non vuole farsi trovare impreparata per un'eventuale emergenza incendi. La Giunta ha varato il nuovo piano antincendi boschivi presentato stamattina.
Saranno protagonisti naturalmente Calabria Verde attraverso i suoi forestali insieme ai consorzi di bonifica, ma nell'attività di ausilio ci saranno i carabinieri forestali, c'è il Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, la Protezione Civile regionale e le associazioni di volontariato che come ogni anno collaboreranno con la Regione per questa attività di prevenzione e speriamo poco di spegnimento. Si fa anche affidamento sulla civiltà dei calabresi invitati a rispettare l'ambiente. Io credo che anche la stampa abbia un ruolo importante in questa campagna antincendio per spiegare ai nostri conterranei che sono stati i più civili d'Italia adesso nell'emergenza coronavirus, nell'osservanza delle stringenti ordinanze del Presidente, e hanno dimostrato che anche attraverso questa azione la Calabria è stata la regione meno Covid d'Italia, che si possa anche in questo caso dare un grande segnale, un grande messaggio di civiltà rispettando quello che è il nostro cospicuo patrimonio boschivo e forestale. Adesso parliamo di lidi e villaggi turistici che si preparano all'estate 2020 con le restrizioni previste dall'emergenza sanitaria. Abbiamo fatto un giro sulla costa tirrenica per vedere a che punto sono. A Paola cresce la voglia di estate. Nei villaggi e nei lidi si lavora per riaprire ai turisti e ai bagnanti che con le dovute cautele vogliono trascorrere giornate o periodi al mare in Calabria. Il mare del sud si propone come meta preferita di un'estate di sicuro particolare. Dopo un periodo un po' particolare, abbiamo avuto gli ultimi 14-15 giorni di disdette, oggi iniziano a prenotare, inizia a crescere l'interesse. Negli ultimi giorni abbiamo avuto quasi il 200% di richieste di preventivi in più. In questi giorni ho avuto modo di parlare con vari competitors sia regionali che anche nazionali. Un po' tutti gli operatori stanno partendo, sistemando le strutture e tutti mi hanno detto in questo periodo che c'è una voglia di sistemare, di ripartire e di completare praticamente le varie strutture per iniziare la stagione estiva. Le mete preferite saranno Sicilia, Calabria, Campania, per cui il Mare Italia la farà da padrone. Prima dei villaggi partiranno i lidi, ultime giornate di lavoro perché domenica si aprono i battenti con le nuove regole e qualche incognita. Domenica stiamo facendo l'impossibile per aprire perché qualcuno ha chiamato e vorremmo dare questo servizio come tutti gli anni. Ovviamente ci stiamo affrettando per l'allestimento, vedete che ancora siamo quasi in un cantiere, però cercheremo di finirla entro sabato. Sanifichiamo, già abbiamo concordato per la sanificazione sabato e sarà tutto un mistero quest'anno, anche perché già abbiamo perso 2 domeniche, perché noi già partivamo con 2 o 3 domeniche di maggio, per cui siamo un tantino, come dire, senza entusiasmo, demoralizzati, però si campa di questo, è solo l'unico lavoro che abbiamo, per cui ci proviamo, anche se spero che non dovrebbero esserci dei problemi. Si farà una mezza stagione, una stagione con più tranquillità. Quanti ombrelloni aveva l'anno scorso, quanti ne avrà quest'anno? Allora, ne avevamo 135-140, con esattezza non vi so dire, però hanno già interpellato il comune, quindi ci darà la possibilità di sconfinare con la nostra concessione e ci darà la possibilità di montare gli stessi ombrelloni. E parliamo sempre di mare, soprattutto di bandiere blu, perché i 14 comuni che hanno conquistato l'importante trofeo sono stati ospiti oggi alla Cittadella. Sono 14 i comuni calabresi a cui è stato conferito il prestigioso riconoscimento della bandiera blu 2020. In provincia di Cosenza, Rocca Imperiale, Roseto Capospulico, Trebisacce, Villa Piana, Tortora, Praia Mare e San Nicolò Arcella. In provincia di Catanzaro, Sellia Marina e Soverato. In provincia di Vibo Valentia, Tropea. Ciromarina e Melissa in provincia di Crotone, Rocella Ionica e Siderno in provincia di Reggio Calabria. 14 realtà che adesso sono unite sotto il marchio Blu Calabria. Un momento importante di orgoglio per chi ha tenuto al proprio territorio, speriamo sempre di essere di più e oggi a maggior ragione che richiamiamo coloro i quali vogliono venire in Calabria a passare l'estate, troveranno un mare pulito, troveranno i parchi, troveranno tanto e quindi un giusto penso riconoscimento anche ai sindaci e alle loro comunità che hanno preservato i loro territori e il loro mare. E io ho l'orgoglio di dire che siamo l'unica regione, su questo vi sfido, abbiamo stanziato 50 milioni di euro
sul turismo e sugli operatori turistici. Al momento nessun'altra regione lo ha fatto. La Regione Calabria ha sollecitato ognuno dei comuni bandiera blu a gemellarsi con un altro comune limitrofo dell'entroterra per promuovere, oltre alle eccellenze del mare, anche tanti antichi borghi ricchi di storia e tradizioni. Ci complimentiamo con questi comuni che hanno avuto il riconoscimento della bandiera blu, rappresentano l'avanguardia di tutta la regione, di tutti i comuni costieri della regione. Insieme a loro costruiremo la riserva naturale della Calabria, creeremo un marchio di qualità ecologico unico, irraggiungibile da altri, e saremo la prima riserva naturale dell'Europa. E la cronaca adesso ci porta a Paola, sul Tirreno cosentino, dove 2 persone di Cosenza sono state denunciate per atti osceni sulla spiaggia davanti ad una famiglia. Vediamo. Saranno stati gli effetti del lockdown o del caldo. Certo è che la coppia di cosentini, beccata ad amoreggiare sulla spiaggia, poteva scegliere un luogo più opportuno per lasciarsi andare alle effusioni che sono valse una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. I 2 poco dopo mezzogiorno sono scesi sulla spiaggia di Paola e hanno sistemato i teli ad una decina di metri da una famiglia con bimbi piccoli intenti a giocare sulla riva. È stata la giovane madre ad accorgersi che i 2 bagnanti avevano perso il controllo della situazione. La vista dell'uomo con i pantaloni abbassati avvinghiato alla compagna ha fatto scattare l'allarme e la donna ha cercato aiuto per impedire che i figlioletti assistessero alla scena che si faceva sempre più a luci rosse. Una pattuglia della polizia di Paola è intervenuta sul posto e ha identificato e ascoltato la coppia e sentito i testimoni presenti. Adesso cambiamo argomento. In pochi giorni migliaia le domande presentate anche in Calabria per il reddito di emergenza. I dati sono stati diffusi dall'INPS. Sono circa 9.000 le domande presentate in Calabria per il reddito di emergenza. I dati diffusi dall'INPS sono aggiornati al 27 maggio. A livello nazionale sono oltre 100.000 le richieste pervenute all'Istituto di Previdenza presentate sia dai singoli cittadini in via telematica sia dai patronati. Molti i nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. La misura di sostegno economico istituita dal decreto rilancio varato dal governo ha proprio l'obiettivo di sostenere le tante famiglie che non hanno i soldi necessari per acquistare i beni di prima necessità, per pagare le bollette, per affrontare le spese quotidiane. Sono bastati dunque pochi giorni per raccogliere una valanga di domande. Il servizio per la ricezione delle richieste per il reddito di emergenza è stato infatti attivato dall'INPS dal 22 maggio. I tempi inoltre sono stretti e questo probabilmente spiega anche l'alto numero di domande. Le richieste infatti potranno essere presentate all'INPS esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno e, come accaduto per il reddito di cittadinanza, le domande passeranno al vaglio dell'Istituto di Previdenza per la verifica dei requisiti di residenza economici, patrimoniali e reddituali indicati all'articolo 82 del decreto rilancio. Adesso ci spostiamo a Castrovillari per una notizia di cronaca. Vediamo cosa è successo. Momenti concitati questa mattina a Castrovillari nella parte bassa della città. In un primo momento si era pensato ad una sparatoria, subito dopo la notizia è rientrata. Infatti il sindaco Mimmo Lopolito dalla sua pagina Facebook ha prontamente rassicurato la popolazione. Rispetto all'episodio capitato su Corso Garibaldi parte sud, scrive il Primo Cittadino, sono stato informato dal maggiore dei carabinieri Giovanni Caruso, prontamente intervenuto sul posto, che si è trattato di uno spray al peperoncino e non vi è stata alcuna sparatoria. La persona aggredita si trova attualmente al pronto soccorso in codice bianco. Sono in corso indagini per individuare l'autore che ha compiuto il gesto e perché. Nelle prossime ore verrà sentito anche l'uomo vittima di questo incidente. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Una profonda seccatura insiste sull'Europa orientale, convogliando correnti fresche nord-orientali su medio e basso versante adriatico e sud della penisola. Saranno possibili fenomeni di instabilità, specie nelle ore pomeridiane nelle aree interne. Domani poche nuvole al mattino, durante le ore centrali della giornata aumento della nuvolosità con possibili rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, su Pollino, Sila, Presila Catanzarese e Aspromonte. Ampie schiarite sui litorali tirrenici, temperature in lieve aumento e nei valori massimi.
Passiamo a mari e venti. Domani mari ovunque poco mossi, quasi calmo il settore ionico più settentrionale. Venti da ovest deboli sul Tirreno, dai quadranti settentrionali sullo Ionio, Cosentino e Crotonese. Da Libeccio sul settore reggino e catanzarese. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.